Dunque, il progetto del Sentiero d'Italia nasce nel 1983 in Toscana, in Garfagnana, nel momento in cui viene inaugurata la GEA, la grande escursione dell'Appennino tosco-emiliano. È stato un progetto lungo che ha portato prima alla costituzione di un comitato formato da esperti del settore sentieri, montagna, giornalisti soprattutto. Poi un'associazione ha trovato anche uno sponsor importante, il segretariato internazionale della Lana. Poi è arrivato il Club Alpino Italiano. Sentiero d'Italia è il tentativo di pensare ad un grande progetto pedonale, ad una vera e propria autostrada verde per il paese. Abitiamo spesso da separati in casa, cioè viviamo in luoghi che non conosciamo. Ci siamo incontrati con l'associazione Va Sentiero lo scorso anno. Ho appoggiato con entusiasmo da subito il progetto, intanto perché è animato da nuove forze, c'è bisogno di forze giovani. Sentiero d'Italia è una grande opportunità di conoscenza. Unirsi per qualche tappa a questo gruppo che percorrerà il Sentiero d'Italia documentandolo con le nuove tecnologie è anche una grande occasione di riappropriazione della nostra casa. È molto importante. Direi che oggi è quasi rivoluzionario, è proprio un valore politico conoscere, perché vuol dire innamorarsi della propria terra e non consegnarla a chi ne fa solo uno strumento per la propria ricchezza.